Onorevole Vian Dahil Saed, si conclude oggi questa 3 giorni di incontro, prima a Roma, oggi in Friuli Venezia Giulia con le autorità e le istituzioni italiane. Quali sono le aspettative della comunità yazidi e quali possono essere gli aiuti che il nostro Paese può offrire al vostro popolo? Grazie per questa domanda. Ebbene, siamo qui nel Friuli Venezia Giulia in Italia in modo da spiegare alla popolazione locale e fornire più informazioni riguardo a ciò che è accaduto nelle regioni del nord dell'Iraq alle minoranze cristiane e yazide in particolare. Nell'agosto del 2014 è stato sferrato un attacco da parte dell'ISIS contro i villaggi yazidi, dove sono stati uccisi tutti gli uomini, sono state deportate tutte le donne e sono stati completamente distrutti i villaggi. Destroyed everything, destroyed the villages and building and everything. Ecco, cosa quindi può offrire l'Italia e la regione Friuli Venezia Giulia in particolare? Si è parlato anche di un'assistenza di tipo psicologico per le vittime e progetti di formazione specifici. Sì, siamo qui per chiedere al governo italiano, al Parlamento italiano e alla vostra regione un concreto aiuto a sostegno di progetti in particolare rivolti alle donne che sono state salvate e scappate dall'ISIS. Ce ne sono 2300 circa attualmente, donne e giovani ragazze che dopo un periodo di schiavitù sotto l'ISIS hanno grave bisogno di sostegno psicologico. E chiediamo anche alle autorità italiane un sostegno per la formazione di personale locale. Infatti noi non abbiamo specialisti in questo settore, non abbiamo sufficienti esperti per dare sostegno a queste donne e abbiamo in totale circa 400.000 yazidi sfollati nel territorio del Kurdistan iracheno. Assessore Panaritti, la regione Friuli Venezia Giulia protagonista nelle relazioni internazionali ma anche nelle emergenze umanitarie, in questo caso il dramma della comunità yazidi, dove possiamo essere di supporto anche per quel che riguarda la formazione. Sì, insieme alla condanna forte verso i crimini che sono stati commessi nei confronti di questa comunità e la solidarietà verso le donne, i bambini, le persone che hanno subito questi crimini, la Regione Friuli Venezia Giulia è impegnata nell'assistenza sanitaria nei confronti dei bambini. Potremmo lavorare su un piano di formazione anche per quanto riguarda l'assistenza psicologica nei confronti delle donne che hanno subito dei crimini e delle violazioni così tremende e così brutte, e credo saremo impegnati anche naturalmente in relazione al nostro governo nazionale e insieme agli altri paesi d'Europa anche per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale di questa comunità. Quindi lo sforzo che faremo, uno sforzo coordinato con il resto del nostro Paese, è proprio quello di unire alla commozione e alla solidarietà delle cose reali, tangibili da poter fare insieme. Assessore, lei ha anche la delega alle pari opportunità e qua c'è una storia di tante donne che hanno subito le violenze e anche della parlamentare irachena di origine curda, appunto, che oggi partecipa al convegno, che ha una storia particolarmente travagliata e importante alle spalle. Ecco, quindi anche il ruolo della donna come dire, va difeso, ma questa storia insegna ancora una volta che c'è tanto da fare nel mondo per le pari opportunità. Il tema dei diritti, il fatto di non rispettare i diritti e di non riconoscere che ogni uomo e ogni donna hanno uno zaino di diritti che è con loro dal momento in cui sono nati, è un tema sul quale l'impegno non deve mancare. Credo che potremmo approfondire la possibilità di cercare di vedere se ci sono delle studentesse che possono venire a studiare da noi e verificare la possibilità di mettere a disposizione delle borse di studio per alcune studentesse, appunto, che possono venire a studiare nella nostra regione nelle università di Udine o di Trieste.